Domenica 17 luglio, nella bellissima cornice di Porto San Rocco, a Muggia, si è svolta una sfilata con tutte le miss ed i mister iscritti al nostro concorso. Inoltre, durante la serata, una giuria composta da professionisti nel campo della moda ha scelto 10 mister finalisti. Ma solo uno diventerà il nostro mister Topolini. Spazio alle immagini, alla comicità di mister Rocco e alla bellezza di Nicole. Oh baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough. Amici di Miss Topolini Channel, sono Mister Rocco, lo so, sono assolutamente abbronzato, quindi in merito di grande impegno mi sono abbronzato solo per essere in tinta con la serata straordinaria di questa sera. Siamo in una delle location più belle di tutto il Friuli Venezia Giulia, parlo di Porto San Rocco, ci troviamo a Muggia, è una serata splendida, una temperatura davvero estiva. Come vedete alle mie spalle ci stiamo preparando per quella che sarà una bellissima serata di moda, dove eleggeremo questa sera i finalisti dei partecipanti ai mister, quindi attenzione, perché è una serata carica di tensione e ovviamente abbiamo già la possibilità di valutare concretamente tutte le oltre 100 ragazze che oggi si sono iscritti. Mi raccomando, rimanete con me perché questa è davvero una grandissima serata. Non so se il nostro operatore può già inquadrare, anzi deve inquadrare uno scorcio di questa piazza davvero bellissima, come potete vedere già piena di gente, quindi vi do l'appuntamento a qualche minuto per il backstage della nostra serata qui a Muggia, esattamente a Porto San Rocco. Cari amici e sostenitori di Miss Topolini, come vi ho già detto almeno penso una quindicina di volte, ci troviamo a Muggia, a Porto San Rocco, e vi presento l'attuale sindaco di Muggia, onorario, il sindaco onorario della città di Muggia, la nostra bellissima Miss Topolini edizione 2007. Ecco, non ha bisogno di presentazioni, è Carlotta Cimador. Ciao. Sempre più bella, ovviamente in pole position per la serata molto bella ma molto emozionante per i nostri ragazzi, no? Certo, perché verranno scelti appunto i finalisti di Mister Topolini. Esattamente, infatti io proprio questa sera sto notando da parte dei maschietti una tensione davvero elevata. Le ragazze sono molto più spigliate, forse perché sanno che non è ancora arrivato il loro turno. Certo, infatti la semifinale delle ragazze sarà un'altra serata, insomma, non oggi. Senti Carlottina, un appello a tutti gli amici che ci seguono per dire di seguirci in questa serata e perché ci devono seguire. Perché ci devono seguire? Che sarà una serata come? Perché come tutte le serate di Miss Topolini e Mister Topolini sarà una serata divertentissima, piena di bellezza, moda e divertimento. E se lo dice la presentatrice di Miss Topolini Channel, lo dice la presentatrice di Miss Topolini Channel. Appunto, quindi rimanete con noi, ciao! La serata a Porto San Rocco si è appena conclusa, abbiamo visto sfilare tutte le ragazze iscritte e naturalmente la semifinale tanto attesa per i ragazzi. Abbiamo allora la rosa dei 10 finalisti di Mister Topolini, ve li leggo, sono Sebastiano Panteca, Jacopo Carboni, Claudio Nardin, Antonio Morriconi, Alessandro Castellani, Nicola Bertossi, Michael Dri, Filippo Onesti, Andrea Salvador, Stefano Manfredi. Una serata stupenda, quindi una cornice magnifica, tanta emozione nei nostri ragazzi, e questi sono i bellissimi che affronteranno la finale di Mister Topolini quando ci sarà invece la semifinale delle nostre splendide Miss. I'm gonna make you sweat, a night you won't forget. Showers, popping in the club, we light it up, 8 hour. I said champagne showers, champagne showers.
Poppin' in the club, we light it up. 80 hour, 80 hour.